Quarta corsa, un bel confronto per anziani a reclamare. Autostart in movimento all'1 Bariyama, 2 Dakota K, 3 Amore Stecca, 4 Ubi Major Regal, 5 Dega del Ronco, 6 Capovento Pax in seconda fila, 8 Camelot Terre, 9 Danubio Tav. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti con velocissimo Dakota K che sembra poter provare a scavalcare Bariyama. All'esterno è veloce anche Amore Stecca, si imbocca la prima piegata con Bariyama che prova a rientrare ai rivali e ci riesce con manovra millimetrica. All'esterno subito Amore Stecca, poi un po' di lotta alle spalle dei primi, Bariyama che passa in 14,6 i primi 200 metri di corsa, si sistema in corda Amore Stecca che precede Ubi Major Regal, poi Camelot Terre partito forte dalla seconda fila, alla fine Dakota K è rimasto suo malgrado di fuori. 400 in 29,3 da parte di Bariyama che prosegue in percorso a gran velocità all'avanguardia, prova a scoprirsi Danubio Tav, ma adesso si va davvero forte ed è difficile risalire. 600 in 45,2 per Bariyama che guida nei confronti di Amore Stecca, poi Ubi Major Regal davanti alle tribune riprende un po' in mano Leonardo Vastano e avanza Danubio Tav, poi ancora Camelot Terre e Capovento Pax che chiude il gruppo. 1 minuto per i numero primi 2 800 metri di corsa. Squalificato. Prosegue in vantaggio Bariyama nei confronti sempre di Amore Stecca e al largo di Danubio Tav che insiste nella progressione dopo 1 chilometro passato in 1,15,6. Danubio che va all'attacco di Bariyama e tende a passare a 500 alla conclusione. Bariyama arrendevole a palo lontanissimo, passa Danubio Tav inseguito da Camelot Terre e da Capovento Pax, cerca di liberarsi dalla corda anche Amore Stecca. 14,8 per la retta opposta alle tribune, 1,34 3/4 di miglio. Danubio Tav in fuga, Camelot Terre che prova a non perderlo di vista, poi Amore Stecca e quindi Capovento Pax, ancora Ubi Major Regal all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Danubio Tav è in vantaggio, Camelot Terre ci prova di dentro Amore Stecca, Danubio Tav in vantaggio nei confronti di Amore Stecca che va di dentro, Danubio in vantaggio, Danubio Tav che nel finale vince, conferma uno stato di forma al diapason. Al secondo corre bene Amore Stecca, al terzo tardi Capovento Pax. 31 ad arrivare, 1,15,4 per il successo di Danubio Tav. Michela Rossi, Salvatore Valentino, la proprietà di Michela Rossi per il 5 anni da Man of Many Mission e Nuvola Tav che si impone in percorso esterno, trova un arrendevole Bariyama sul suo percorso, conferma una forma davvero fantastica dopo la vittoria in tris all'ultima uscita, il secondo posto della volta precedente correndo molto bene. Ancora una volta Danubio Tav sugli scudi, Michela Rossi e Salvatore Valentino.